tutto questo. Sono 9 anni che non possono neanche curare bene questa bambina, rincorsi da Equitalia, distrutti dalle loro difficoltà. Allora io credo che la prima cosa sia che queste due persone che l'hanno causato si rendano conto che avrebbero dovuto chiedere quantomeno scusa invece di comportarsi in questo modo. B, che l'assicurazione si sbrighi, cioè chi è stato condannato si sbrighi a mettere al servizio di queste persone i soldi, perché i debiti, Equitalia rincorre questi genitori perché si sono indebitati per curare la bambina, anche per questo risarcimento adesso di 250.000 euro mi sembra. Adesso questo servirà solo a pagare per ora i debiti, gli hanno tolto la casa, gli hanno tolto tutti. Addirittura la casa vi hanno tolto. Loro sono Falconi. Non posso fare altro che confermare quello che diceva lei. Quello che è capitato a loro è uno dei danni più gravi in assoluto. Voi pensate a questa creatura che loro assistono da 9 anni e non so per quanti il Padre Eterno avrà stabilito ancora che debbano fare questo sacrificio, e hanno dovuto fare debiti. Non so se mi posso permettere, ho ascoltato quello che mi diceva anche la famiglia di origine, tutti quanti, ma se un'assicurazione che abbia la A maiuscola, io dico, di fronte a casi del genere, adesso non voglio manco sapere che tipo di assicurazione è, mi verrebbe di dire tante altre cose, ma di fronte a casi del genere per favore sbrigatevi, assicurazione, se no siete con la A minuscola. Certo. Che cosa chiedete, Davide? Cosa chiedi? Tanto lo sai che noi vi seguiamo, se dobbiamo andare noi per voi, per rappresentare anche i vostri diritti, a chiedere delle cose, lo facciamo volentieri. Io adesso chiedo che il giudice del Tribunale di Rovigo, il giudice civile, vada a sentenza in breve tempo. In maniera che almeno quei 250.000 euro adesso arrivino. 250.000 euro io non ne ho ancora visti. Però non coprono neanche minimamente le spese di 9 anni. Perché poi è già intervenuta la prescrizione che almeno loro riusciranno sul penale almeno riusciranno ad avere sotto il profilo civilistico, ecco, il riconoscimento dei propri diritti, perché Leonora, consentimi, l'atto d'amore con cui questa famiglia si è dedicato alla piccola Eleonora è stato falcidiato dalla prescrizione, perché comunque è intervenuta nonostante loro avessero avviato il procedimento. Purtroppo avessero avviato il procedimento. Che cosa chiedete, avvocato, esattamente? Consentitemi questo: accanto al processo penale che siamo riusciti a ribaltare c'è un parallelo giudizio civile, per il quale c'è questa richiesta di risarcimento del danno a nome della madre, dei nonni paterni e materni, che, per la quale è attesa una pronuncia entro il mese di giugno. Quindi quello sarà la grande parte che consentirà a questa famiglia di garantire queste cure a questa bambina per il tempo che poi le rimarrà da vivere fino a quando si chiederà in parte civile? La parte civile noi abbiamo chiesto un conto matematico, algebrico, 30 milioni di euro, perché questa è la reale esigenza di questa bambina. E noi ci auguriamo che questa famiglia venga rispettata e venga aiutata. Noi saremo con loro, speriamo che i giudici ascoltino i nostri appelli. Grazie. I giudici hanno manifestato massimo equilibrio in queste pronunce. Lo speriamo davvero. Ciao Davide. Grazie. Un abbraccio. Porta il nostro caloroso abbraccio a tua moglie e alla piccola Eleonora. Grazie davvero. Questa è la settimana del FAI, sta arrivando.